Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG e scontro aperto tra alleati all'interno del centrodestra sul terzo mandato. Ieri in Consiglio dei Ministri i ministri della Lega non hanno firmato il decreto con cui il governo ha voluto impugnare la legge regionale che avrebbe consentito al presidente Fugatti, presidente della provincia autonoma di Trento, di fare un terzo mandato. Nel frattempo scoppiava la crisi di maggioranza a Trieste su terzo mandato e su per altri motivi. Adesso andiamo in diretta da Filippo Fois davanti alla Fenice, dove oggi avrebbe dovuto, era attesa, diciamo, la visita di Giorgia Meloni, che invece ha rinviato il viaggio a Venezia. Intanto, Filippo, ti leggo anche un titolo dal Gazzettino che è stato pubblicato, lanciato poco fa. Scontri in centro storico a Venezia tra un gruppo di manifestanti e la polizia. I centri sociali si sono mobilitati per l'arrivo di Piantedosi al Festival delle Regioni. A te la linea, Filippo. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Gli scontri, è arrivato l'eco anche a noi di questo fatto, la manifestazione che si sta svolgendo contro l'arrivo di Piantedosi e quello che doveva essere l'arrivo della Premier Giorgia Meloni. La manifestazione si svolge in Campo Sant'Angelo. Pare che appunto per l'arrivo di Piantedosi, quando si è sparsa la voce che il ministro era finalmente arrivato, è arrivato con un bel ritardo rispetto a quella che era la tabella di marcia, i manifestanti abbiano cercato di sfondare il cordone di polizia. Naturalmente sono stati respinti. Noi abbiamo parlato di questo anche con Piantedosi, che proprio pochi istanti fa è entrato al Teatro La Fenice. Lui ci ha detto che non capisce perché ci sia questa avversione nei confronti sia delle zone rosse che del decreto sicurezza, perché sono due provvedimenti che vanno incontro alle esigenze dei cittadini, limitando la criminalità. C'è da dire che per esempio proprio qui in Veneto, a Padova, si sta consumando uno scontro piuttosto polemico per quello che riguarda la zona rossa. All'Arcella anche lì lui ha detto che non capisce perché si stiano raccogliendo firme per fare un ricorso contro questo provvedimento. Dobbiamo dire che non era molto a conoscenza nello specifico del caso padovano. Ha detto che comunque si informerà, ha letto anche di proteste perché sembrerebbe che le case nelle zone rosse poi vengano deprezzate. Ha detto che secondo lui sono tutte polemiche che non hanno ragione di esistere. Oggi, come detto, doveva essere il giorno di Giorgia Meloni, come ieri è stato il giorno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Giorgia Meloni non è arrivata, questo ha creato qualche malumore soprattutto da parte leghista. Alcuni esponenti della Lega l'hanno definita una malattia diplomatica, visti gli scontri che si stanno consumando all'interno della maggioranza e tra le regioni. Si è detto Festival delle Regioni, ma qualcuno l'ha chiamato Festival delle divisioni. Le divisioni sono tre: quella sui 3 mandati, ed è tutta interna alla maggioranza di governo; quella sull'autonomia, e qua invece si scontrano le singole regioni sull'autonomia differenziata, sul progetto di legge Calderoli; e infine c'è anche quella che si sta consumando a Trieste, dove 7 assessori su 10 hanno rimesso le deleghe. Parliamo degli assessori della Lega e di Forza Italia. Io proprio partirei allora con l'ingresso qui alla Fenice del presidente della regione Friuli Venezia Giulia Federica, che ha parlato anche di questo. Per quanto riguarda Venezia Giulia non c'entrano il terzo mandato. Per quanto riguarda la questione dell'impugnativa ieri, io credo che tecnicamente le regioni a statuto speciale, come ci dice la consulta a seguito della sentenza della Campania al punto 6.6, non siano coinvolte dal principio generali del limite, perché hanno un autogoverno previsto dagli statuti. Dopodiché la consulta ci darà una risposta. Lei oggi doveva incontrare la Premier Meloni, che non è arrivata, però dalla Lega qualcuno ha detto che è una malattia diplomatica. Non è così, la Presidente Meloni non sta bene e la vedrò giovedì a Roma. Cosa le dirà? Non ci sia, però poteva essere un'occasione. Non mi dispiace che non ci sia, però posso capire che la Presidente del Consiglio è una persona, non è qualcosa di estraneo dall'essere umano, che quindi può ammalarsi. Cosa vi direte giovedì? Dice? Prego? Confronto solo rinviato, cosa le dirà? Beh, io dico a lei. Ma lei non è scappata però, secondo me? Ma assolutamente no, ma con la Presidente del Consiglio mi sento molto spesso. Che cosa è emerso da questi giorni, da questo Festival delle Regioni, per fare una sintesi? È emersa secondo me intanto una visione prospettica, che è quella che chiedevamo e chiediamo ai festival.
che vuol dire valorizzare il paese partendo dai territori e dalle eccellenze del territorio, che non sono soltanto le eccellenze artistiche, siamo a Venezia, non possiamo non vederle, ma sono anche tutte le eccellenze sull'innovazione, sulla produzione. Noi dobbiamo iniziare a raccontare un paese che non è soltanto quello delle opere d'arte, del turismo e dell'enogastronomia, che abbiamo prodotti straordinari, ma dobbiamo raccontare un paese che è in grado di produrre, di crescere e di creare innovazione. Ci sono margini perché si ricomponga la maggioranza in regione Friuli Venezia Giulia? Beh, io lavoro per quello, io lavoro sempre per trovare soluzioni. Per l'unità invece in CDM che si è spaccato ieri sul voto appunto per l'impugnativa? Beh, mi sembra che... No, guardi, noi abbiamo visto consigli dei ministri negli anni passati che era la normalità non votare in modo coerente. Sono contento che per una volta che non c'è un voto diciamo, unitario nei consigli dei ministri si crea questa confusione, perché vuol dire che è un governo che è molto compatto e quindi l'eccezione fa scalpore, che però è un'eccezione che non è la normalità come invece conoscevamo negli anni addietro. Non ci vediamo malizia in questa assenza di Meloni? Assolutamente no, ma l'ho sentita il Presidente del Consiglio. E cosa vi siete detti? No, mi ha detto che non sta bene. Okay. Mi ha detto che non sta bene, quindi ci vediamo giovedì. Insomma. Sul tavolo giovedì? Che cosa? Gli porterò anche le risultanze del festival. Anche. Ma quanto ha di febbre? 37, 38? No, non sono il medico. Non sono il medico. Il sovrintendente del Teatro La Fenice. Grazie mille. Ecco, avete sentito che a un certo punto hanno chiesto al Presidente Federica anche se la Premier avesse detto se aveva 37 o 38 di febbre, perché diciamo che questo è stato uno degli argomenti oggi della giornata, cioè questa assenza improvvisa della Premier che l'ha comunicato ieri pomeriggio. Chi avrebbe voluto parlare con la Premier Meloni, magari anche per chiarire la situazione del Veneto, perché se ci sono scontri oramai aperti in Friuli Venezia Giulia, scontri all'interno della maggioranza in regione, soprattutto in previsione delle prossime elezioni regionali, ci sono anche in Veneto. Ecco, a questo proposito si era detto che questa della Fenice sarebbe stata un'occasione anche per il Presidente Zaia di incontrare il Primo Ministro. Sentiamo cosa ha detto Luca Zaia e poi restituiamo la linea allo studio. E hanno fatto bene i ministri della Lega di non votare a favore, visto considerato che non è una questione di battaglia politica, è una questione di principio, è un principio giuridico che noi abbiamo l'obbligo di difendere, visto considerato che parliamo tanto di autonomia e di indipendenza. Siamo davanti a una provincia a statuto autonomo, fra l'altro sancita dalla Costituzione, che è la provincia autonoma di Trento, che ha stabilito il suo numero di mandati, quindi è una prerogativa. Lo dice anche la Corte Costituzionale nella sentenza della Campania, la legge Campana dice le regioni a statuto ordinario, cioè noi, non possono andare oltre i 2 mandati, ma quelle diciamo a statuto speciale hanno assolutamente la possibilità di fissare il numero di mandati che vogliono e quindi si rispettino almeno le autonomie. Salvini però l'ha derubricata come una questione locale. Ma io direi che ha detto che è una questione locale, che aggiungerei che sta diventando un problema nazionale, visto e considerato che siamo nella dimensione, è ovvio che si decide localmente il numero dei mandati, ma è altrettanto vero che se finisce in Corte Costituzionale ci sarà dibattito e immagino che la Corte non possa smentire se stessa, visto e considerato che con la sentenza Campana si va nella direzione di dire che è stato scritto nero su bianco che le regioni a statuto speciale possono determinare il numero dei loro mandati, quello a statuto ordinario no. Ecco, la Lega appunto ha votato contro e adesso quali saranno le prossime mosse, appunto, visto che come ha detto anche dal punto di vista giuridico non c'è una base per quello che è stato? Ma guardi, non glielo so dire, io non sono nella stanza di bottoni, mi occupo di Veneto, penso che comunque adesso si andrà in Corte Costituzionale, questa legge impugnata dal governo italiano verrà giudicata dalla Corte Costituzionale e immagino che la Corte possa confermare quello che ha già detto nella sentenza della Campania, ovvero che le regioni a statuto speciale possono definire il loro numero di mandati. Su questo e su altri temi, qualcuno ha detto questo più che il Festival delle Regioni è il Festival delle divisioni. Ma assolutamente no, perché noi siamo compatti, votiamo tutta l'unanimità, da destra a sinistra, i governatori passando per il centro e per la Lega votano assolutamente l'unanimità. Abbiamo un bel spirito di squadra e quindi penso che questo l'abbiamo confermato. Non avete infatti mai visto dibattiti tra governatori. Un commento invece sulle parole del Presidente Mattarella, ha parlato molto di autonomia e sanità. Beh, il Presidente Mattarella ci ricorda sempre l'articolo 5 della Costituzione che dice che l'Italia è una, indivisibile, che riconosce e promuove le autonomie puntini puntini. Questo per dire
che il Presidente è giusto, diciamo, garante della Costituzione. Prova ne sia che, ricordo, l'ho ricordato anche ieri, la Corte Costituzionale si è espressa 3 volte con il nostro referendum nel 2015 dando ragione a noi, e dando ragione al governo sulla legge Calderoli non cassandola e poi cassando il referendum contro la legge Calderoli. Quindi penso che di dibattito giuridico rispetto alla Costituzione non lo dobbiamo più fare, adesso si faccia l'autonomia. Quella di oggi della Meloni è una malattia diplomatica, come ha detto qualche leghista. Ma no, guardi, il Presidente del Consiglio probabilmente ha avuto delle defiance dal punto di vista fisico, non lo so, immagino, ma non è un'assenza strategica. Aggiungo anche di più che io ho un ottimo rapporto con lei, siamo stati colleghi anche ministri assieme, so che sta facendo un grande lavoro, si sta impegnando, soprattutto sul fronte della politica estera. Noi abbiamo un momento di rinascimento come Italia che è unico, era anni che non si vedeva più l'Italia in prima fila come ora. Grazie molte a Filippo Fois e a Sandro Ponchio per questo collegamento da Venezia. Il ministro Calderoli oggi sui giornali ha commentato la decisione del governo, ha detto è una scelta sbagliata proprio perché, come ricordava il presidente Zaia, è stata la consulta a pronunciarsi sulla validità delle decisioni delle regioni a statuto speciale sui propri mandati, cioè cosa che non possono fare le ordinarie, ma secondo la Corte Costituzionale possono fare le regioni a statuto speciale, quindi questa volta probabilmente la consulta darà ragione al Trentino. E ricordava prima Filippo Fois l'intervento del Presidente Mattarella, che ha parlato della necessità di una collaborazione tra regioni e governo sull'autonomia. Sentiamo. La Corte Costituzionale, a fine di orientare tali rapporti, ha da tempo enunciato il principio della leale collaborazione. Ne hanno sempre parlato i Presidenti delle Regioni, anche in occasione di questi festival, affinché l'ordinamento della Repubblica funzioni è indispensabile che Regioni e Stato collaborino proficuamente nel rispetto, ripeto, dei limiti delle competenze proprie stabilite dalla Costituzione o dalle leggi. È un forte appello alla leale collaborazione tra Stato e Regioni, quello che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lancia dal palco del Festival delle Regioni e delle Province Autonome con un intervento non previsto nel programma della giornata, della quale il Capo dello Stato è ospite d'onore che chiude gli interventi della mattina. Fin da subito il Presidente si riferisce all'autonomia, presente tra i principi fondamentali della Costituzione. L'autonomia comporta il riconoscimento di determinate competenze da esercitare nel rispetto dei limiti stabiliti al dettato costituzionale e al riparo da sconfinamenti altrui. Parole chiare e precise con le quali il Capo dello Stato circoscrive gli ambiti d'azione delle singole regioni e i molteplici intrecci di competenze tra regioni e Stato nell'interesse dei cittadini. Senza la pratica della leale collaborazione diviene impossibile tutelare interessi fondamentali della collettività. Basti pensare alla materia sanitaria, poc'anzi evocata dalla Presidente Federica. Mattarella richiama quindi le regioni alla leale collaborazione e sussidiarietà, riferendosi all'intervento sulla governance multilivello del Presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga, che l'ha preceduto. L'esperienza ci mostra che un approccio eccessivamente centralizzato, pur mosso da intenti di razionalizzazione, non sempre è in grado di cogliere fino in fondo l'articolazione e le diversità dei territori a cui dobbiamo dare risposta. Anzi, se calato dall'alto, rischia di accentuare i divari anziché risolverli. Pensiamo ad esempio alle gestioni commissariali in ambito sanitario. Tema dell'autonomia centrale anche nell'intervento del Presidente Zaia. Questo Paese non ne viene fuori se noi non capiamo questo paradigma. L'Italia delle disuguaglianze, l'Italia delle due velocità, non nasce dal progetto federalista, nasce da un progetto centralista che è stato mal gestito, senza andare in cerca di responsabili. Zaia cita le prossime Olimpiadi Milano-Cortina ed il merito di averle portate in Italia, che va, dice, agli enti locali dei territori. Vi lascio con un pensiero: l'autonomia, se non la facciamo per scelta, la dovremo fare per necessità. C'è una parte veneta nel giallo di Garlasco, la morte, l'uccisione di Chiara Poggi ben 18 anni fa, perché il fratello Marco vive e lavora a Mestre ed oggi viene sentito dalla magistratura. Vengono interrogati oggi anche Andrea
Andrea Sempio e anche colui che è stato condannato per l'omicidio di Chiara Poggi. Andiamo in diretta da Ilaria Marchiori e per la parte tecnica con Tommaso Migotta. A te, Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Dovrebbe essere alle 14 l'interrogatorio in contemporanea dei tre, ovvero di Marco Poggi, che da qualche anno lavora e vive qui a Mestre, quindi saranno proprio i magistrati da Pavia a venire qui, e invece in procura a Pavia il suo amico Andrea Sempio, che è stato iscritto nel registro degli indagati, e Alberto Stasi, il fidanzato di allora di Chiara Poggi, che, lo ricordiamo, è stato condannato, è finito in carcere per la sua morte e ora è in semi-libertà. Dunque saranno sentiti tutti e tre in contemporanea. Non è dato sapere, almeno fino ad adesso, dove sarà interrogato Marco Poggi, nel senso che sono state identificate più sedi, alcune delle caserme dei carabinieri della zona, potrebbe essere Mestre, Venezia, come anche qualche caserma in provincia o addirittura in procura. Al momento però tutto tace, anzi volutamente, proprio evidentemente per evitare una presenza della stampa si sta mantenendo il massimo riservo. E questo interrogatorio in contemporanea ad alcuni è stato definito una modalità un po' anomala in questa fase delle indagini, perché vede proprio per la prima volta anche una precauzione diretta rispetto a una possibile fuga di notizie che, lo ricordiamo, in questo nuovo filone della vicenda di Garlasco, riaperto dopo 18 anni. Dunque vedremo che cosa accadrà nelle prossime ore. Ma in città si sta indagando su un altro caso, quello che ha sconvolto la città, ovvero la morte della 17enne Anna Chiti, avvenuta mentre si trovava a bordo del catamarano. Ieri è arrivata la notizia di queste immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza del club nautico Sant'Elena, dove appunto si trovava Anna, e che avrebbero ripreso i momenti della sua morte, indicando che cosa sarebbe accaduto. Immagini che ora sono in mano agli inquirenti. Si pensa, secondo una prima analisi, che Anna possa essere morta per annegamento al primo esame esterno dei medici, che per quasi 2 ore hanno tentato di rianimarla, perché poi non sembrano esserci importanti ferite da taglio, quelle che potrebbero essere state eventualmente derivate da un contatto con l'elica, ma ovviamente la procura con tutta probabilità disporrà l'autopsia, il cui incarico sarà conferito a breve. E un altro aspetto che è emerso proprio nelle ultime ore è che dagli accertamenti, ai primi accertamenti della Capitaneria, non c'era alcun contratto di lavoro tra l'armatore e skipper e Anna. Nell'immediatezza i militari avevano sentito assieme ai carabinieri tutti i partecipanti alla gita a proposito delle mansioni della ragazza. Proprio queste sembra che riguardassero la sua attività di hostess e interprete, non attività previste a bordo della catamarano come quella che stava eseguendo invece sabato, versione che sarebbe stata confermata anche dal papà di Anna, Umberto Chiti. Le sue mansioni sarebbero state quelle appunto di hostess e interprete, visto che conosceva anche parecchie lingue. Le indagini stanno proseguendo a tutto campo. Al momento l'armatore non è ancora stato iscritto nel registro degli indagati, ma secondo il suo legale Augusto Palese potrebbe essere questione di ore, dopodiché anche in questo caso la difesa deciderà come muoversi. Queste le notizie che arrivano dal veneziano. Se non ci sono domande io restituisco la linea allo studio. Grazie molte Ilaria Marchiori e Tommaso Migotta per la parte tecnica. Adesso andiamo a Treviso, perché c'è la zona rossa di Treviso con una stretta su via Roma, polemiche anche a Padova. Andiamo a Treviso da Cristian Arboit e Nicoletta Rizzetto. A te, Cristian.
Direttore, buongiorno, buongiorno da Piazza dei Signori. È riunito da 40 minuti circa il Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza, che dovrebbe prendere la decisione definitiva, dare il suggello dell'ufficialità all'istituzione della zona rossa in via Roma, la via a ridosso della stazione, zona giudicata sensibile e che è stata segnata nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, da numerosi episodi di cronaca, risse, aggressioni, accoltellamenti. Insomma, si prenderà una decisione definitiva, decisione che dovrà essere circoscritta. In questo momento all'interno del Palazzo della Prefettura, nella sala riunioni, si trovano i rappresentanti chiaramente delle istituzioni, su tutti il sindaco Mario Conte, il prefetto ovviamente, i vertici delle forze dell'ordine, il comandante dei carabinieri Ribaudo, il questore Alessandra Simone, la Guardia di Finanza, la polizia locale e poi i rappresentanti della società civile, delle categorie economiche. C'è anche Dania Sartorato che rappresenta i commercianti e che siamo riusciti a intercettare poco prima della riunione. Sartorato che ci dice una cosa specifica: bene la zona rossa, ma può non bastare. Sentite Sartorato. Presidente Sartorato, lei sta entrando in prefettura, si discuterà della zona rossa, secondo lei è una misura efficace? È una misura che sicuramente con buone probabilità passerà, perché se ne parla da tanto tempo e quindi credo che questo incontro andrà nella direzione di attivarla. Sicuramente però è una misura che da sola non può risolvere le situazioni che si verificano, gli episodi che abbiamo vissuto, e quindi tutto andrà ricondotto anche ad una maggiore e più ampia visione di sicurezza, sulla quale già sicuramente si sta lavorando e sicuramente bisognerà continuare su questa strada. Ecco. Quindi al di là della zona rossa in via Roma servono misure in tutta la città e non solo? Sì, diciamo il respiro è provinciale, perché i centri storici in generale hanno tutti più o meno delle situazioni che sono verosimilmente paragonabili, quindi è corretto pensare non solo alla zona rossa, qualora oggi andasse licenziata, ma anche appunto a continuare nella strada di misure di prevenzione e tutela dei cittadini. Così Dania Sartorato, rappresentante dei commercianti, si attende una decisione definitiva. Paolo Calia, collega del Gazzettino, insomma, sembra scontato l'esito di questa riunione. Sarà zona rossa? Beh, direi proprio di sì, sarebbe clamoroso il contrario ormai, no? Dopo tutto quello che si è parlato in questi giorni, in queste settimane. Un provvedimento che ci attendiamo e siamo curiosi di conoscerne esattamente come verrà applicato, in che termini, con che limiti, insomma è una cosa nuova per Treviso, siamo molto curiosi di sapere i dettagli. Paolo, tu che come noi fai il cronista, che percezione hai? I trevigiani vogliono questa zona rossa, sì o no? L'hanno capita? Bah, non lo so, non sono così convinto che i trevigiani proprio la vogliano, però di certo c'è una crescente bisogno di sicurezza, almeno sicurezza percepita, e questo può essere uno strumento che sicuramente va in questo senso. Poi se sia la scelta migliore vediamo, lo vedremo nei prossimi giorni, vediamo come verrà applicata. Ecco, lo stesso, grazie Paolo Calia, lo stesso sindaco Mario Conte la scorsa settimana nel preannunciarci questa misura aveva parlato anche di sperimentazione nel corso dell'estate, quindi stiamo a vedere che cosa porterà questa sperimentazione. Per il momento dal Palazzo della Prefettura, da Piazza dei Signori, direttore, è tutto. Con Nicoletta Rizzetto ti restituisco la linea in attesa del suggello dell'ufficialità delle istituzioni di questa zona rossa in via Roma. A te la linea. Grazie molte, grazie Cristian, grazie anche a Paolo Calia, che è un bravissimo collega del Gazzettino. Allora andiamo avanti, abbiamo parlato dell'Arcella in questi ultimi giorni proprio per questioni di zona, per le polemiche sulla zona rossa. Oggi ne dobbiamo parlare perché un operaio cinquantenne è andato a trovare un amico questa mattina e si è lanciato dal 7° piano. In diretta Valentina Visentina, a te Valentina.
Sì, buongiorno da Padova, ancora l'Arcella al centro della cronaca cittadina, questa volta per un dramma che si è consumato poche ore fa nel condominio che vedete alle mie spalle, dal balcone del sesto piano che in questo momento sta inquadrando il collega Federico Cibotto. Un operaio di 58 anni si è lanciato nel vuoto. Da quanto è stato ricostruito sembrerebbe che l'uomo fosse andato proprio a trovare un amico che vive in questo condominio di via Aspetti all'angolo con via Temanza, che vedete appunto inquadrato, e approfittando di un momento di distrazione dell'amico ha aperto la finestra e si è lanciato nel vuoto. Una tragedia avvenuta sotto gli occhi di tanti passanti, perché ovviamente ci troviamo lungo via Aspetti, che è la strada centrale dell'Arcella. Sono stati avvisati i carabinieri e i medici del 118, ma ovviamente quando i sanitari sono arrivati sul posto per l'uomo non c'era più nulla da fare. La salma è già stata riconsegnata alla famiglia, che dovrà ora definire le esequie. Dicevamo una tragedia, ricordiamo che però con SOS Suicidi chiunque può chiedere aiuto e ricevere supporto anche telefonicamente attraverso i numeri WhatsApp di Telefono Amico, di The Leo Found con il numero verde 800 168 678, o progetto inoltre 800 334 343. Sono tutti numeri utili, anche quello di Telefono Amico che risponde anche via WhatsApp per ricevere un sostegno anche telefonico in caso di necessità. E da Padova è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie. Grazie a Valentina Visentin. Chi c'era per la parte tecnica? Federico Cibotto. Grazie anche a Federico Cibotto. Si sta dicendo in questi giorni: non chiamate le zone rosse perché poi i cittadini si spaventano, non vengono più nei negozi. Limitatevi ai controlli. È quello che si sta facendo a Bassano del Grappa con la movida fracassona. Ci sono le risse in centro, gli schiamazzi notturni e gli addii al celibato sopra le righe. Allora sono partiti subito i controlli notturni. Si avvicina la bella stagione e la movida bassanese torna a girare ai soliti ritmi molto alti. Il centro è letteralmente preso d'assalto e a volte si creano situazioni piuttosto complicate da gestire, come risse e schiamazzi in piena notte, come vi abbiamo raccontato nel TG. Altre volte sono gli addii al celibato sopra le righe a creare qualche problema, eppure di questo abbiamo già parlato. Nel fine settimana le forze dell'ordine sono intervenute nel salotto buono cittadino per una serie di controlli a tappeto fra locali e bar. L'abbiamo visto già anche da questo fine settimana, un lavoro tra le varie forze dell'ordine per un monitoraggio attento del centro storico, per evitare schiamazzi, per evitare anche situazioni al limite che abbiamo visto nelle ultime settimane. Quindi anche se la polizia locale non è formalmente già all'interno del comune di Bassano del Grappa, però è già operativa e già insomma stiamo interloquendo con il vicecomandante per andare a limitare determinate situazioni e per garantire una tranquillità ai nostri cittadini. Questa situazione si innesta sul cambio al vertice della Polizia Locale di Bassano del Grappa con il comandante Giovanni Favaretto, che ha dato le dimissioni concludendo il suo periodo di servizio pochi giorni fa. Il Comune e l'Unione Montana ripartono da questo punto alla ricerca di un nuovo assetto che troverà una disposizione definitiva solo a gennaio, quando la Polizia Locale entrerà nella piena disponibilità dell'amministrazione bassanese. Oggi le funzioni di comandante sono state assegnate al vicecomandante Tolio e anche all'interno dell'Unione Montana abbiamo deciso che non serve un dirigente, ma abbiamo ripesato le varie posizioni organizzative, che sono 4 all'interno dell'Unione stessa, e quindi oggi l'Unione Montana continua a lavorare come ha lavorato fino ad ora e il corpo di polizia locale sarà gestito dal vicecomandante. Quindi tutti i terremoti che avevano annunciato, i problemi a livello territoriale, al momento insomma tutto funziona come prima, ma anzi un po' alla volta stiamo lavorando per portare all'interno la polizia locale dal 1° gennaio del 2026, quindi siamo anche in fase di riorganizzazione sia dell'Unione Montana ma anche del corpo della polizia locale. Sindaco di Bassano del Grappa Nicola Finco al microfono di Ferdinando Garavello. E a Bassano continuano i controlli a tappeto da parte dei carabinieri. 3 persone sono state denunciate per eccesso di alcol alla guida.
Monitoraggio dei locali pubblici degli avventori perché siano chiare le regole di civile convivenza, soprattutto negli orari serali. Con questo obiettivo i carabinieri della compagnia di Bassano del Grappa hanno eseguito la scorsa notte una serie di controlli in tutto il territorio. 7 le auto di istituto impiegate con 15 militari a bordo, supportati dal nucleo cinofili di Torreglia. Il bilancio finale di 3 persone denunciate per guida in stato di ebbrezza. Si tratta di un 52enne di Bassano trovato alla guida con un tasso alcolico di 1,58 grammi litro, mentre un 21enne di Mussolente neopatentato viaggiava a Romano Dezzelino con un tasso di 1,77. A entrambi è stata ritirata la patente di guida, così come un 28enne di Nove che conduceva il veicolo con 0,58 grammi litro di tasso alcolico. Nel corso del controllo sono stati segnalati al prefetto per consumo di sostanze stupefacenti 2 minorenni di 16 e 17 anni di Bassano del Grappa, nei pressi di uno dei locali della Movida, sempre a Bassano, trovato e sequestrato 1 grammo di cocaina di cui qualcuno si era liberato poco prima del controllo. E le polemiche sulla zona rossa a Padova all'Arcella. Ieri sera un confronto su Antenna 3 a Ring tra il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari e il consigliere comunale di Treviso del Partito Democratico Marco Zabai. La situazione, diciamo, di negatività di un quartiere lasciato all'abbandono è ormai conosciuto da tutti coloro che abitano in quel quartiere. Ci saranno probabilmente anche coloro che ovviamente non sono d'accordo, questo non lo discuto, ma francamente io credo che stiamo parlando di evidentemente figli di un'azione ideologica. Ci sono anche quelli ovviamente che sono contrari alle forze dell'ordine presenti sul territorio. Noi francamente invece diciamo che non dobbiamo avere paura delle forze dell'ordine, non dobbiamo avere paura della polizia, dei carabinieri, della Guardia di Finanza se è in numero maggiore rispetto a quello che c'era ieri. Noi siamo contenti se ci sono. Quelli che devono avere paura sono i criminali, sono gli spacciatori che finalmente quindi magari se ne andranno da quella zona, perché loro sì devono avere paura della polizia, non noi. L'Arcella non è più quella che portava lo stigma di un quartiere problematico, di un quartiere da cui appunto scappare, anzi sta diventando un quartiere che sta vivendo sempre di più. Ricordo anche il passaggio del tram, insomma è un quartiere che è molto grande, un quartiere praticamente un paese a sé, che non merita di essere riportato indietro in termini di nomea, perché non è possibile, stante il discorso di Ostellari, praticamente se non cambia niente, se è tutto a posto, se non ci sarà niente, se non più controlli, allora questo perché deve valere per l'Arcella di più che non per altre zone di Padova, ma dico anche di altre zone delle città. State raccontando un sacco di bugie. Non sto raccontando nessuna bugia, perché se il provvedimento che va a coprire un'area dove vivono 40.000 persone e si ritiene che tutta quella zona diventi una zona rossa con tutte le conseguenze del caso, perché non mi si può dire che quali sono le conseguenze? Mi dica quali sono le conseguenze. La conseguenze, senatore, è che non ci saranno semplicemente più controlli, come dice lei, che sono auspicabili in diversi punti delle nostre città, a cui servirebbe probabilmente un investimento in organico delle forze dell'ordine che permetta, perché guardate, dire che devono aver paura i criminali in quella zona, che se ne andranno, sì, ma dove vanno? Dove vanno questi criminali? Si spostano un po' più in là. State facendo una campagna mediatica ed esclusivamente ideologica. Siete voi che state facendo la campagna mediatica usando gli strumenti di governo, che è ancora peggio. E il prefetto io lo continuo a difendere perché sta adempiendo a un suo dovere. Il prefetto applica leggi che avete fatto voi, quindi nel senso lo sta facendo attraverso il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e stanno esaminando i dati. Oggi l'Arcella è in quella situazione e viene chiesto quindi l'intervento di maggiore presenza delle forze dell'ordine. Ma non serve fare una zona rossa per fare più controlli e più presenza. Fra 3 mesi magari quella zona viene spostata e magari viene messa altrove, non c'è viene messa alla guizza, come diceva non serve lei, la zona rossa per fare più controlli.
E insomma un vivace confronto tra Ostellari e Zabai ieri sera a Ring, condotto dal nostro caporedattore centrale Nicola Zanetti. Restiamo in tema di sicurezza e andiamo a Vicenza, questa operazione ad alto impatto, operazione congiunta delle forze dell'ordine nel fine settimana che si è concentrata nel centro storico, occasione durante un incontro stampa in prefettura per fare il punto sui numeri della criminalità in città registrati nei primi 5 mesi dell'anno. Fine settimana di controlli serrati in centro storico, potenziati alla luce del recente episodio di aggressione e violenza avvenuto in piazzale De Gasperi, che ha portato all'identificazione di tutti i 6 giovani coinvolti, sottoposti ad ASPO. Tutti e 6 giovani sono stati identificati e sottoposti ad ASPO. Per un anno non potranno più entrare in centro storico. Se lo faranno avranno un aggravamento, un allungamento del periodo e saranno denunziati per un reato ben preciso che si chiama violazione degli ordini della pubblica autorità, è 650, articolo 650 del codice penale. Il messaggio è quello che certe cose non resteranno impunite. Su certi comportamenti deve esserci tolleranza zero, su questo non c'è dubbio. Ovviamente tutti noi dobbiamo anche renderci conto che stiamo parlando di comportamenti lesivi dell'ordine pubblico, ma in un quadro che non è un quadro di per sé preoccupante. Elicottero dall'alto e unità cinofile a supporto per l'operazione ad alto impatto che ha portato al controllo di 123 persone in totale, di cui 52 stranieri, 20 minori, 9 i pregiudicati identificati. Controllate anche alcune attività commerciali, in una delle quali è scattata la contravvenzione per la vendita di alcolici a minori. Non ci saranno zone rosse in città, ha ribadito il prefetto, ma si darà continuità all'azione di controllo anche nei prossimi fine settimana. Di gang non si può parlare perché, come avete sentito poco fa anche dal resoconto delle forze di polizia, non c'è una organizzazione, tanto da far parlare di bande o di gang. Ci sono dei gruppetti che vanno cercando probabilmente occasioni di impiego sbagliato del proprio tempo. C'è un disagio giovanile, questo sì, però possiamo dire che ci sia un po' in tutta Italia, non è un problema di Vicenza in particolare, è un disagio giovanile che nasce negli ultimi anni, o meglio si rinforza negli ultimi anni, è abbastanza forte nelle ultime generazioni e che non può essere affrontato e risolto soltanto con la repressione. Nell'occasione è stato fatto il punto sui numeri degli interventi che da gennaio a maggio sono stati portati a termine nel capoluogo, contando sulla presenza massiccia delle forze dell'ordine sul territorio. Effettuati oltre 6.000 controlli da parte del personale della Polizia di Stato, identificate 9.481 persone, registrati 13 furti e 6 rapine dalla Polizia di Stato, a cui si aggiungono i dati registrati dal Comando dei Carabinieri, che nello stesso periodo ha ricevuto 441 denunce per furti e 14 rapine. Interventi quotidiani dell'Arma che nei 5 mesi in esame hanno portato a 180 soggetti denunciati e 27 arresti. Servizio di Luisa Bertini, con cui ci collegheremo più tardi. Oggi in regia Francesca Pezzo e Italo Morao. Sentiamo i vicentini cosa propongono, perché non solo sicurezza ma anche la rivitalizzazione del centro. Cosa ci vorrebbe per rendere più sicuro il centro? Un miracolo. Guardi, non ho nient'altro da dire. Ho abitato più di 20 anni all'estero in Olanda, ho lavorato per tanti anni all'aeroporto di Amsterdam e Vicenza non è più la Vicenza di 30 anni fa. Non mi piace la sensazione di insicurezza che ho quando giro a Vicenza per la sera, perché non c'è gente che circola, c'è poca gente, ecco, questo forse, la sensazione di vuoto, di desertificazione del centro. Sicuramente più controlli da parte delle forze dell'ordine e anche interventi reali, nel senso che il controllo con il vigile che si ferma e poi va via, come dire, non risolve, nel senso che bisognerebbe muoversi proprio per evitare che certe persone come dire, girino per il corso e aggrediscano e facciano tutto quello che stanno facendo. Quello che io temo di più è il non aver la possibilità di uscire in sicurezza, non dico alle 2 di notte, ma già alle 10. Ecco, a me fa molto paura questa cosa di poter essere aggredita in quell'orario. Per me, ma soprattutto per le ragazze più giovani. Ecco. Questione di educazione da parte delle famiglie nei confronti soprattutto di certi ragazzi, non solo stranieri, italiani di seconda generazione, non solo quelli,
e poi anche un po' di rispetto. No, non è un problema di integrazione neanche secondo me, è un problema di tutti, indipendentemente dalla nazionalità. È chiaro che c'è un problema di integrazione su cui bisogna agire, secondo me. Prima di tutto ho visto stamattina i vigili in bicicletta e quella è già una bella cosa, perché le camionette dell'esercito e quelle della polizia che vanno non servono a nulla. Come deterrente, ecco, perciò questa è una cosa. Poi spostano la droga, chiudono il Campo Marzio da una parte e questi vanno in Corso Fogazzaro da quell'altra, lei capisce che qua non ci siamo, ecco. La presenza delle forze dell'ordine è un tentativo di, tra virgolette, tamponare la situazione. Poi bisogna risolvere i problemi alla radice, perché appunto è ovvio che poi nel discorso mediatico si legge che il tipo ha rubato e questo ha rubato, è straniero, questa cosa qua. Ma questa è una conseguenza. Dobbiamo dirci anche la verità, probabilmente c'è anche un grande problema di tossicodipendenza. Allora andiamo da Vicenza a Bassano del Grappa, dove ci sono delle novità importanti per il Tribunale della Pedemontana. I sindaci di Bassano, Cittadella e Castelfranco, insieme a categorie professionali ed economiche, saranno ricevuti dal ministro Nordio. Ci aggiorna da Bassano del Grappa Mirko Cavallin con Renzo Rigon. Via Marinali, Bassano del Grappa, sul cartello c'è scritto Tribunale di Vicenza, sede di Bassano del Grappa, ma a breve questo cartello potrebbe cambiare, perché è in partenza proprio da Bassano una delegazione formata dal sindaco di Bassano, dal sindaco di Cittadella e dal sindaco di Castelfranco Veneto, insieme alle categorie economiche, per andare a parlare direttamente a Roma con il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Un incontro cercato e voluto proprio dalle amministrazioni e dai rappresentanti del territorio bassanese. 40 giorni fa qui a Bassano era venuto il presidente della regione Luca Zaia per sostenere la richiesta di riapertura del Tribunale di Bassano. Alle mie spalle c'è una parte degli edifici che comprende l'intera cittadella, anche la parte nuova attualmente utilizzata come edificio scolastico. Da più di 12 anni questi edifici sono di fatto chiusi, proprio una volta che era stato completato il restauro. E allora su questo incontro a Roma abbiamo interpellato con Ferdinando Garavello il primo cittadino di Bassano del Grappa, Nicola Finco. Nelle scorse settimane ho fatto richiesta al Ministro proprio di avere un incontro per parlare del futuro del Tribunale della Pedemontana, e devo dire molto onestamente che ho avuto questo appuntamento nel giro di pochissimi giorni. Quindi mercoledì scenderemo con una delegazione dei sindaci del territorio, quindi io per il fronte vicentino, Cittadella per l'Alta Padovana e Castelfranco per il Trevigiano. Un rappresentante del comitato del Tribunale della Pedemontana e un rappresentante delle categorie economiche. Quindi una delegazione che rappresenta un po' tutto il territorio, per avere anche, iniziare ad avere un rapporto interlocutorio col ministro stesso. Insomma, un grande lavoro l'ha fatto il sottosegretario in questi anni, ma oggi sappiamo che la partita è nelle mani del ministro Nordio, e quindi speriamo di riuscire ad iniziare ad ottenere qualche risposta in più. Che cosa vi aspettate da questo primo incontro? Mi aspetto una risposta positiva da parte del Ministro, ma soprattutto capire anche le tempistiche, in quanto a Roma oggi c'è una maggioranza granitica, tutte le forze che oggi governano il Paese sono d'accordo nell'aprire il Tribunale della Pedemontana. Oltretutto sembra ci sia anche una trasversalità che va anche al di là della maggioranza stessa. Adesso è solamente una questione di volontà. Comunque insomma siamo fiduciosi, speriamo di riuscire ad ottenere, prima di tutto di iniziare ad avere un rapporto diretto col Ministro, e poi di avere anche delle garanzie per il futuro, perché insomma questo è un territorio che da 13 anni chiede risposte. Speriamo che insomma oggi qualcuno ci dia una risposta in una direzione o nell'altra. Anche perché possono essere arrivate al Ministro le voci di quella famosa lettera con metà dei sindaci della provincia di Vicenza contrari al Tribunale di Bassano. Probabilmente una visita di persona per spiegare le cose esattamente come stanno può mettere la faccenda in un'altra luce. Ma certamente noi abbiamo sentito un gran cancan mediatico da parte di una minoranza, da parte dell'Ordine degli Avvocati, che difendono la loro categoria ma sicuramente non rappresentano la volontà di questo territorio. Noi andiamo giù in una delegazione,
dove rappresentiamo quasi 500.000 abitanti, categorie economiche, ordini professionali, e penso che insomma questo sia un territorio che merita un servizio e una giustizia di qualità. Quindi siamo fiduciosi, anche perché insomma il ministro Nordio è veneto, ben conosce il nostro territorio e quindi speriamo in una risposta positiva. Andiamo avanti con la giudiziaria. L'omicidio di Anica Panfile, 21 anni e 6 mesi, è la richiesta del pubblico ministero per Franco Battaglia, che è stato accusato di avere ucciso la 31enne romena. Il legale Fabio Crea ha consegnato ai giudici delle dichiarazioni spontanee dell'imputato. In aula, Franco Battaglia ha ascoltato la requisitoria del pubblico ministero, chiesti 21 anni e 6 mesi per l'80enne imprenditore accusato di aver ucciso Anica Panfile. La donna scomparve nel nulla il 18 maggio 2023 e fu trovata morta lungo il Piave a Spresiano 3 giorni dopo da un pescatore. Il procuratore della Repubblica Marco Martani e il sostituto Maria Giulia Rizzo, che insieme rappresentano la pubblica accusa, hanno ripercorso tutte le tappe dell'inchiesta che ha portato all'arresto di Battaglia. Secondo la procura non ci sono dubbi, lui ha ucciso la mamma 32enne romena. Un delitto di impeto provocato dalla cocaina che entrambi avevano assunto quel pomeriggio. Dopo l'omicidio l'imputato l'avrebbe avvolta in un tappeto e con l'aiuto di una panca da esercizi ginnici avrebbe caricato il corpo dentro un furgone pick-up prima di scaricarla nel canale della Vittoria. Sono state concesse le attenuanti generiche, ma gli è stata contestata la recidiva. Era già stato condannato per l'omicidio volontario di un nomade. Un episodio di tantissimi anni fa che nulla c'entra con quello che è una situazione come quella di oggi, è un precedente penale, quindi l'hanno valorizzato in senso negativo e a mio giudizio quello è stato uno degli elementi che ha pesato molto nell'indirizzare univocamente le indagini da parte degli inquirenti nella fase iniziale, cosa che ha a mio giudizio pregiudicato l'esito o la possibilità di verificare ipotesi alternative che erano presenti già all'inizio delle indagini e che non sono state percorse. Il legale ha anche consegnato delle dichiarazioni spontanee di Battaglia. Sostanzialmente delle dichiarazioni spontanee in cui lui ha giustificato la sua presenza in località Palazzon, che è dove gli inquirenti ritengono che è la zona dove sia stato gettato il cadavere. Quindi lui ha ammesso sostanzialmente di essere passato di là? Sì, come tante altre volte, come abbiamo dimostrato tecnicamente nel corso dell'istruttoria, lui era una zona che frequentava. Le parti civili, l'avvocato Giulia Serafini, per i 3 figli che Anica ha avuto nel corso di un precedente matrimonio, ha chiesto circa 2 milioni come risarcimento dei danni. Marcello Stellin, che rappresenta la più piccola, che si trova ora in stato di affidamento, ha chiesto circa 800.000 euro. La difesa di Battaglia, affidata all'avvocato Fabio Crea, discuterà invece nella prossima udienza fissata per il 4 giugno. Servizio di Daniela Sizia, vediamo la prima pagina dell'Arena di Verona, ancora incidenti, un violento scontro a Porta Paglio a Verona, grave una motociclista 21enne, la giovane è ricoverata in terapia intensiva a Borgo Trento, alla guida dell'auto un 31enne. Nel capoluogo dall'inizio dell'anno 632 incidenti e per fortuna nessun decesso. Responsabile dell'incidente stradale dove morì la compagna incinta, 28enne di Trebaseleghe, è stato condannato a 3 anni e mezzo. Lo schianto era avvenuto a Padova il giorno di Pasqua dello scorso anno. La vittima Valentina Urli, 33 anni, di Tarcento. 3 anni e mezzo di carcere per omicidio stradale, sospensione della patente per 4 anni. Questa è la condanna per Giulio Stoppa, 28enne di Trebaseleghe. Il giovane, giudicato con rito abbreviato, era anche accusato di procurato aborto. Il 31 marzo del 2024 era alla guida della sua auto. A fianco a lui la compagna Valentina Urli, 33 anni, incinta, che è morta nel tremendo incidente stradale avvenuto lungo Corso Stati Uniti a Padova. La coppia stava andando al pranzo di Pasqua ad Adria dai familiari di Stoppa. Il 28enne stava viaggiando a 105 km/h, sotto i 100 per la sua difesa, in una strada dove il limite però è dei 50. Pioveva e l'auto, dopo un sorpasso, ha perso aderenza ed è finita contro un palo dell'illuminazione e poi in un'aiuola. Per Valentina Urli, 33enne, originaria di Tarcento in provincia di Udine, barista della discoteca Melody di Castelfranco, le ferite sono state letali ed è spirata pochi giorni dopo, così come per la bambina che portava in grembo e che si sarebbe chiamata Amélie.
martedì. Un'imprudenza che ha distrutto la vita di Giulio Stoppa e che gli ha strappato in un solo momento una compagna con cui doveva sposarsi dopo un mese e una figlia che non ha mai visto la luce. Il giovane, sostenuto dalla famiglia, sta cercando di superare il trauma. La famiglia di Valentina Urli invece non si è costituita parte civile. Servizio di Valentina Visentin, ancora cronaca, esplosa una bombola di gas in una veranda e un 49enne è rimasto ferito dalle schegge. Accaduto ieri sera intorno alle 19:40 in via Mazzucco a Zero Branco, sotto la Pompeiana, di una abitazione privata che poi è andata a fuoco. Sono arrivati subito i pompieri, la vittima investita dal gas metano è stata ricoverata al Cafoncello con ustioni di media gravità e lesioni dovute alle schegge provocate dalla violenta esplosione. Un boato avvertito in tutta la zona. All'origine del rogo ci sarebbe un probabile cortocircuito della pompa di calore. Ed è finito agli arresti domiciliari il 56enne napoletano che avrebbe truffato 3 anziane in 3 episodi diversi, chiedendo ed ottenendo oro e denaro dopo essersi presentato in divisa da maresciallo dei carabinieri. Infatti si travestono da carabinieri, da fiamme gialle, da tecnici dell'Enel o del gas. Vediamo. I carabinieri assolutamente non chiedono soldi, nel nostro ordinamento giuridico non è prevista la cauzione, quindi quando si sente parlare di cauzione già si deve drizzare le orecchie. Un fatto che deve essere ben chiaro a tutti per prevenire truffe che non sempre si concludono con l'arresto dello dei protagonisti. Cosa che invece è accaduta per un 56enne originario del Napoletano, residente a Palermo, domiciliato a Mira e con dei precedenti penali, che da un paio di giorni è agli arresti nella propria abitazione per essersi spacciato per maresciallo dei carabinieri, facendosi consegnare in 3 diversi casi da 3 anziane denaro e oggetti in oro per diverse migliaia di euro. Ma alla fine l'avete preso? Sì, è stato l'epilogo di un'attività che è stata svolta dal mese di febbraio dal comando della compagnia di Carabinieri di Treviso in maniera egregia e anche puntuale, direi. Era una sorta di trasfertista, si muoveva un po' da Palermo a Mira e veniva chiamato in causa proprio quando c'erano da fare questo tipo di truffe. E soprattutto le testimonianze, diciamo le raccolte di videosorveglianza e di tutti quei dati che ci hanno consentito di mettere a sistema un quadro probatorio che poi ha determinato il pubblico ministero prima e il GIP poi a mettere un'ordinanza di custodia cautelare. 3 gli episodi contestati. Il primo a Roncade il 15 gennaio, i danni di un ottantenne che gli ha consegnato tra denaro e oro circa 5.000 euro. Stesso importo in oro, più 200 euro in contanti, invece il 3 febbraio Zero Branco, sottratti da una signora di 93 anni. Nello stesso giorno l'ultimo colpo finito con i carabinieri che l'hanno trovato nell'abitazione di Mira con i 30.000 euro che era riuscito a farsi dare da una 84enne di Treviso che disperata si raccontava così ai nostri microfoni. Mi sono sentita umiliata, adesso ieri volevo sprofondare sottoterra per non, come si dice, per la vergogna di aver subito questo affronto in casa mia, perché io con le mie mani ho dato i soldi, ho dato l'oro, tutto quello che mi chiedevano. Da questi episodi l'appello dei carabinieri in particolare proprio verso gli anziani. Soprattutto se si presenta una persona in divisa o dice di essere una persona appartenente alle forze di polizia, in particolare un carabiniere, si deve assolutamente chiamare il 112. Servizio di Lucio Zanato. È un finto funzionario ha messo a segno una truffa. Nella trappola sono finiti gli asili paritari di Conegliano e Salgareda. È tornato a colpire il truffatore che si spaccia per un funzionario del comune e telefona alle segreterie delle scuole dell'infanzia paritarie della Marca. Nella trappola sono finite questa volta le scuole Umberto I di Conegliano e Croce di Salgareda. L'uomo chiama e senza esitazione chiede la restituzione di contributi erroneamente, dice lui, assegnati. A lanciare l'allarme la FISM, la federazione che rappresenta 205 scuole, 60 asili nido e 96 sezioni primavera della provincia di Treviso. In
caso di errore dei fondi, spiega la Presidente Simonetta Rubinato, la comunicazione per la loro restituzione verrà effettuata dagli enti preposti sempre e solo formalmente via PEC e non certo telefonicamente. In ogni caso, anche se i gestori dovessero ricevere PEC di questo tenore, sono invitati a trasmetterle ai nostri uffici per un'opportuna verifica. Raccomandiamo a tutti massima attenzione. L'appello alle scuole: se doveste ricevere telefonate con tentativi di truffa, siete invitati a contattare le forze dell'ordine e a sporgere formale denuncia tramite legale rappresentante. Vi abbiamo detto prima dell'allarme sicurezza a Vicenza, tante le iniziative. Andiamo in diretta da Luisa Bertini. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo nella centralissima Piazza Castello, a pochi passi da qui, là dietro, in Piazzale De Gasperi, l'aggressione che si è consumata ancora una decina di giorni fa, che ha fatto molto parlare in termini di sicurezza. Abbiamo parlato di sicurezza anche con le forze dell'ordine, con un grande dispositivo che è stato impiegato in questo fine settimana. Adesso parliamo anche del tema della prevenzione in termini di baby gang, un fenomeno che anche qui in centro a Vicenza viene molto sentito, così come la tossicodipendenza. Insomma, abbiamo parlato di diversi episodi che stanno un po' tempestando il centro storico. Sono in compagnia con il consigliere comunale Marco Zocca. Perché voi chiedete urgentemente un incontro, di parlarne comunque in consiglio. Sì, chiediamo di poter dibattere in Consiglio Comunale sul problema della prevenzione. La sicurezza in città si fa sì con l'ordine pubblico, ma quello che a noi pare che manchi a questo momento è il ruolo dell'amministrazione dal punto di vista del supporto sociale, dei servizi che deve dare l'assessorato sociale e le politiche sociali per cercare di prevenire l'emarginazione di queste persone adulte e cercare anche di combattere questa esplosione di baby gang, maranza o quello che volete dire voi, tipo la delinquenza giovanile, che in questo momento sta mettendo molte vittime, soprattutto tra i giovani. Lei puntava sulle unità di strada. Sì, ci sono molti interventi che erano stati lasciati, soprattutto le unità di strada, che erano stati anche introdotti attraverso gli educatori di strada, quindi era stata introdotta una figura nuova che poteva avvicinare queste persone dedite all'alcolismo, alla tossicodipendenza, con il supporto anche di un psicologo, proprio per cercare di recuperare queste persone, che vanno aiutate naturalmente, non è colpa loro al 100%, ma sono persone che, se avvicinate, aiutate e rimesse, nel caso dei ragazzi, all'interno del circuito scolastico o inizio lavorativo, sono ragazzi che sicuramente possono ritornare utili alla collettività. E poi c'è un altro grande tema, che è quello della rivitalizzazione del centro storico, quindi tornare a farlo vivere da quante più persone possibile. Lei proponeva anche la ZTL a fascia oraria. Sì, è importante ritornare a far vivere il centro storico, che è quello che in questo momento sta soffrendo di più rispetto alle periferie. Avevamo già lanciato 2 proposte, una è facciamo una sperimentazione, era stata fatta ai tempi di Ulvec, cioè quello di aprire una parte della ZTL per permettere alle macchine di entrare magari nei weekend in orario serale, in accordo anche con i negozianti, e quindi poter portare le macchine in zona Duomo, in Contrariale, San Lorenzo, quindi in zona comode, che permetterebbero quindi più sicurezza anche agli avventori dei locali. Un'altra proposta è anche, visto che ci sono i minibus elettrici, di portare questo servizio dei minibus elettrici all'interno del centro, quindi ripristinare le vecchie fermate San Lorenzo e quella del Duomo, che sicuramente sarebbero 2 punti importanti per riportare anche le persone più anziane all'interno della città. Ecco, l'abbiamo sentito, queste sono le proposte avanzate dall'opposizione per rivitalizzare il centro e quindi per arginare anche in altri termini il problema sicurezza. Io ringrazio Marco Zocca per essere stato con noi. Grazie a Luisa Bertini e a Simone Squarcino, il nostro operatore. Vediamo, prima di andare in pubblicità, dopo i casi di vandalismo nei confronti della villa di Andrea Crisanti da parte di attivisti Novax, un nuovo attacco della stessa matrice, questa volta ad un ufficio postale di Padova. La polizia ha rintracciato ed arrestato l'autore di quest'ultimo gesto.
È stato arrestato l'autore dei vandalismi alle vetrate e ai muri dell'ufficio postale di via Facciolati a Padova. Si tratta di un 30enne italiano originario di Reggio Emilia, già noto alle forze dell'ordine per altri deturpamenti e risultato senza fissa dimora. Verso le 4:30 di mattina una volante della Polizia di Stato ha notato un uomo col volto coperto e con una parrucca arancione camminare per via Canestrini. Veniva quindi fermato e controllato. Con lui aveva delle bombolette di vernice rossa e dei guanti di lattice sporchi di vernice. Un'altra volante, intanto, notava i vandalismi all'ufficio postale, oltre al danneggiamento di alcune telecamere di videosorveglianza ricoperte sempre con la vernice rossa. Il 30enne, privo di documenti, è stato quindi portato in questura per l'identificazione e arrestato per i danneggiamenti. Il questore ha emesso nei suoi confronti la misura dell'avvisorale. Servizio di Francesco Rattai, una notizia dal Corriere delle Alpi. A Belluno una ragazza aggredita in stazione, era con un'amica, ha preso un colpo al volto. 2 studenti sono intervenuti affinché l'uomo non potesse scappare prima dell'arrivo della polizia. È stato denunciato per lesioni. Diamo in pubblicità 2 minuti, ma state con noi perché avremo qui ospite in diretta Alberto Stefani, vice segretario della Lega. A tra poco. Di nuovo in diretta con Focus TG, saluto e ringrazio molto l'onorevole Alberto Stefani. Buongiorno ai telespettatori, buongiorno direttore. Buongiorno, bentornato, vice segretario della Lega, segretario regionale del partito qui in Veneto e, insomma, e poi molto altro ancora, presidente della commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo, impegnatissimo sull'autonomia. Ma oggi, onorevole Stefani, non possiamo non parlare di quanto è accaduto ieri, di quanto abbiamo sentito ieri alla festa delle regioni, mentre a Trieste proprio c'era diciamo, le deleghe che sono state rimesse da 7 assessori tra Lega e Forza Italia e dallo stesso presidente Fedriga. Oltre alla questione dello scontro all'interno del governo sul decreto che avrebbe dovuto in qualche modo, anzi impedisce praticamente al presidente Fugati in provincia autonoma di Trento di avere un altro mandato. No? Questi sono i fatti, con i ministri della Lega che non l'hanno firmato. Il terzo mandato è un caso, è una questione che da un caso regionale è diventato un caso nazionale. Noi tra l'altro siamo stati i promotori di quel famoso progetto di legge che mirava appunto a portare a 3 i limiti dei mandati dei presidenti di regione. Credo sia importante che sul punto si faccia una riflessione, l'ha detto anche il ministro Lollobrigida oggi, perché non si può non tener conto della volontà delle regioni. Per noi il decentramento significa proprio questo, quindi far sì che le regioni possano esprimere la propria voce, possano portare all'attenzione dei livelli nazionali, dei piani nazionali di determinati temi, come può essere quello dei vincoli dei mandati. Noi consideriamo che il voto degli elettori debba essere assolutamente libero, scevro da ogni vincolo giuridico e quindi i cittadini possano essere liberi di votare chi vogliono, indipendentemente da leggi statali. Credo che i cittadini abbiano tutto l'interesse ma anche tutta la libertà di poter scegliere chi sarà il loro presidente. Questo in Veneto, così in Friuli, così in Trentino. La nostra posizione su questo è sempre stata molto chiara. Ovviamente auspichiamo che questa confusione, che queste diatribe vengano meno nell'interesse del centrodestra, nell'interesse del Paese, perché i veneti hanno bisogno di un governo stabile e i cittadini hanno bisogno di un governo stabile che governi bene e in compattezza. Noi continuiamo a portare all'attenzione del governo un tema che è quello dell'autonomia, della voce delle regioni, che intreccia, diciamo, una filosofia più ampia, quella dell'autonomia, quella dell'autodeterminazione dei cittadini su temi così importanti come le elezioni regionali. Ecco, faceva notare ieri il presidente Zaia che la Corte Costituzionale si è già pronunciata sul terzo mandato, nel senso che il terzo mandato non è
non è possibile che possa essere introdotto da una legge nelle regioni ordinarie, ma che invece è del tutto previsto dalla Carta Costituzionale nelle regioni a statuto speciale. Quindi questa impugnazione non rischia di vedere la consulta dar ragione per una volta al Friuli Venezia Giulia? Dal nostro punto di vista sì, proprio perché sono regioni a statuto speciale, proprio perché nella sentenza con cui si dichiarava poche settimane fa l'impossibilità per il Veneto di avere un terzo, per il Presidente Zaia di avere un terzo mandato, era proprio previsto il fatto che per le regioni a statuto speciale probabilmente questa vicenda sarebbe andata diversamente. Adesso capiremo dalla pronuncia della Corte Costituzionale a seguito dell'impugnazione da parte del governo. Ovviamente noi ci auspichiamo che abbia un esito diverso e che quindi possa dare ragione alle regioni e che possano esserci più mandati per i presidenti di quelle due regioni, perché le regioni hanno un loro interesse nella gestione della cosa pubblica e devono essere ascoltate. Questa è la nostra filosofia di base. Ecco, i nemici dell'autonomia in questi giorni suonano le campane a morto, come se per l'autonomia non ci fosse più alcuna prospettiva. D'altra parte proprio al governo è stato varato il decreto che definirà per la definizione dei LEP, che secondo il ministro Calderoli è una tappa importantissima. Ricordiamo che l'autonomia comunque è già legge dello Stato. Assolutamente sì, è una tappa molto importante. Cerco di spiegare brevemente perché. Noi prima avevamo la fase negoziale sulle materie non LEP, quindi protezione civile, giustizia di pace, eccetera, eccetera. Questa è la fase che è già stata in parte attuata. Poi c'era la fase negoziale sulle materie più importanti, che sono appunto le materie LEP, cioè quelle materie che hanno a che fare con i livelli essenziali delle prestazioni. Quindi stiamo parlando di lavoro, istruzione, sport, ambiente, cultura, eccetera, eccetera. Queste sono materie su cui non si poteva lavorare, proprio perché non erano stati determinati i LEP. Da qualche ora in Consiglio dei Ministri è stato approvato il disegno di legge delega per la definizione dei LEP. Questo significa che poi in Parlamento si decideranno quali saranno i LEP, cioè quali saranno gli standard minimi sotto i quali lo Stato non potrà andare, cioè degli standard di prestazioni sotto i quali lo Stato non potrà erogare delle prestazioni. E quindi è fondamentale la definizione di questi livelli essenziali delle prestazioni per poi passare alla fase di negoziazione, quindi la fase in cui lo Stato e la Regione si siedono attorno a un tavolo e dicono questa funzione dallo Stato passa alla Regione. Ripeto, parliamo di funzioni relative a materie importantissime, tra cui l'istruzione, che ovviamente è la materia principale tra queste, che cambierebbe completamente, diciamo, l'autonomia dal punto di vista dell'istruzione a livello regionale. Noi abbiamo orgogliosamente iniziato questa battaglia. Questa tappa è una tappa molto importante che riguarda tra l'altro anche il progresso scientifico e tecnologico, materie come la ricerca, l'energia, quindi riguarda materie che possono essere così importanti per il futuro della nostra regione che meritano di essere trasferite a livello decentralizzato e quindi a livello regionale. Questo processo di decentramento è un processo sicuramente non breve, è un processo a medio-lungo termine, ma è un processo che è iniziato grazie alla Lega, grazie a un referendum celebrato nel 2017 dai Veneti, grazie a un governo di centrodestra e soprattutto del nostro movimento politico che l'ha posta al centro dell'agenda politica, e a un ministro, me lo lasci dire direttore, come il ministro Calderoli, che davvero io l'ho visto da quando la legge quadro sull'autonomia è stata approvata in commissione e poi in aula, avendola seguita dal relatore, ha dato un sostegno fondamentale a questa grande battaglia. Passo dopo passo, mattone dopo mattone, stiamo costruendo la casa dell'autonomia regionale. È un processo che richiederà tempo, ma è un processo che avrà un grande traguardo per il Veneto. E ieri se ne è parlato molto a Palazzo Ducale, ci sono stati vari interventi, c'è stato quello del Presidente della Regione Puglia Emiliano, che ha in qualche modo punzecchiato il Presidente Zaia, che aveva auspicato un'accelerazione dell'autonomia, ha detto beh poi in privato ti dirò. Per cui diciamo gli avversari dell'autonomia rimangono, i governatori del Sud, i sindaci del Sud, e il discorso del Presidente Mattarella
ha creato qualche imbarazzo nei più convinti autonomisti, perché il Presidente è sembrato voler dire che bisogna che ci sia la massima collaborazione tra le regioni nell'ambito delle competenze che sono previste. Come dire, ci sono dei limiti e vanno rispettati, è chiaro che ci sono dei limiti, però la consulta prevede l'autodeterminazione dei popoli. Tra l'altro, oltre alla consulta, tutto questo procedimento di decentramento è giustificato da un articolo 116, comma terzo della Costituzione, cioè quello che noi stiamo facendo è semplicemente attuare la Carta Costituzionale, che non è una carta centralista, perché troppo spesso si dà una lettura parziale della nostra Costituzione. L'articolo 5 della nostra Costituzione ci dice che la Repubblica è sì una e indivisibile, ma riconosce e promuove le autonomie locali, le autonomie territoriali, adegua i principi e i metodi della legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. Quindi attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo. Questo ci dice uno dei principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale, ed è stato proprio il centro-sinistra che, modificando il titolo quinto, introdusse nel 2001, tanti se lo ricorderanno, la riforma costituzionale 3 del 2001, l'articolo 116, comma terzo, che è quello che noi stiamo andando ad approvare. Fa specie che oggi è la stessa sinistra ad andare contro questo processo di autonomia che hanno ideato loro. Questo diciamo che fa un po' sorridere. L'importante però è portare a casa i risultati. Noi da Veneti dobbiamo ragionare così, dobbiamo attuare questo articolo, dobbiamo continuare questo percorso, che è un percorso che guarda al futuro, guarda alla trasparenza, guarda alla qualità del servizio. Tra l'altro, mi permetta di dire, direttore, questo processo è già iniziato con dei buoni risultati nei comuni, e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei comuni, e non sono dati che dice la Lega o che dice il segretario regionale della Lega, ma sono dati che derivano dalla SOGEI, quindi la società che si occupa, la società pubblica che si occupa appunto del monitoraggio di questi dati, e ci dicono che dopo l'erogazione delle risorse sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni, i sindaci, gli amministratori che ci stanno seguendo sanno benissimo di cosa sto parlando, perché sono quelle risorse che ci vengono date per asili nido, trasporti disabili e obiettivi per il sociale che ogni anno dobbiamo rendicontare. I dati SOGEI ci dicono che una volta determinati i LEP, quindi quando le risorse sono state definite sulla base dei LEP, abbiamo avuto una capacità dei comuni di spesa e di ottenimento dei risultati che passa dal 30% del 2021, o dati addirittura più bassi, a quasi il 90% del 2024. Quindi stiamo parlando di dati molto importanti che ci riflettono la fotografia di un paese che, qualora ci sia un monitoraggio, qualora ci sia una capacità di controllare dove le risorse vengono spese, c'è anche una migliore efficienza del servizio. Ci sono più posti per asili nido, ci sono più posti per studenti disabili presso appunto il trasporto scolastico, si migliorano gli obiettivi del sociale. Questi sono dati pubblici che saranno resi pubblici, tra l'altro sono stati resi pubblici in audizione proprio presso la mia commissione bicamerale, che ci fanno capire una cosa su cui destra e sinistra devono essere d'accordo: monitoraggio, trasparenza, miglioramento della qualità del servizio, capacità di spesa da parte degli enti locali. Questo è quello su cui noi dobbiamo lavorare. Non possiamo ancora continuare a spendere soldi senza il controllo della spesa. I sindaci su questo hanno tanto da insegnare al governo. Io ho fatto il sindaco nel mio comune e so quanto questo aspetto sia importante, so quanto questa capacità di monitoraggio permetta alle amministrazioni pubbliche di investire bene le risorse, e gli italiani, in particolare i veneti, hanno la necessità di sapere dove i soldi delle loro tasse vanno a finire. E infatti ha colpito anche molto la proposta del governo di commissariare le sanità regionali, che sono molto diverse, no? Perché se parliamo di abbattimento di liste d'attesa, qui in Veneto è stato fatto moltissimo, in altre regioni invece è un mezzo disastro. Allora, le elezioni regionali, pare che è stata indicata la data del 16 novembre, comunque tra il 21 settembre e il 23 novembre, insomma, si andrà a votare. Continua in questa fase il braccio di ferro tra alleati, in Veneto si sente dire da più parti, insomma, deve essere
deve essere il Veneto a indicare chi dovrà essere candidato alla presidenza, no? dopo gli anni del presidente Zaia. Beh, diciamo che ovviamente la partita si gioca su un tavolo nazionale dei leader nazionali, poi noi come Liga Veneta abbiamo aperto una raccolta firme, abbiamo ascoltato i cittadini, che tra l'altro è una raccolta firme che tornerà il prossimo weekend, in particolare il weekend successivo, in oltre 250 piazze del Veneto, più che altro per ascoltare i veneti, capire quali sono le loro esigenze, le loro richieste e scrivere insieme quello che può essere un programma per i prossimi anni della regione Veneto. E noi abbiamo chiesto che questa trattativa si faccia ascoltando i cittadini del Veneto, perché riteniamo fondamentale che ogni trattativa su un territorio possa e debba tener conto delle circostanze di quel determinato territorio, delle aspirazioni di quel territorio, delle sfide che quel territorio deve affrontare. Noi abbiamo una grande sfida che è quella del decentramento amministrativo, dell'autonomia, del federalismo fiscale. Non dobbiamo dimenticare che il federalismo fiscale è un'altra grande battaglia che stiamo affrontando. Nei giorni scorsi il ministro Giorgetti ha depositato il decreto legislativo sul federalismo fiscale e sui tributi locali, un altro passo in avanti, perché noi dobbiamo raggiungere la riforma del quadro fiscale subnazionale, quindi regionale, entro il primo trimestre 2026. Questa è una scadenza che è il nostro piano nazionale di ripresa e resilienza che ci mette davanti e noi dobbiamo raggiungerla. In questo contesto è importante che il Veneto sia rappresentato da un presidente, e non solo da un presidente, anche da una squadra che abbia a cuore l'autonomia, che abbia a cuore il futuro del nostro territorio, che conosca i temi del federalismo fiscale e dell'autonomia, perché saranno i temi del futuro su cui giocare le sfide che abbiamo davanti. Ci saranno sfide importantissime perché la società cambia e la politica deve sapersi adeguare a una società che cambia. Ci saranno sfide nuove, penso a quella dell'invecchiamento sempre maggiore della popolazione, ci saranno sempre più anziani soli, ci sarà sempre più la necessità di strutturare l'impianto sociale del nostro territorio in maniera adeguata e il nostro Veneto, la nostra regione, dovrà affrontare queste sfide con coraggio. Così come ha già fatto, lo dovrà fare ancora di più nel corso dei prossimi anni, perché la popolazione invecchierà sempre di più. No, sorrido perché quando ha detto ci saranno sempre più anziani soli mi hanno inquadrato. Grazie regia. Ogni tanto è ancora troppo giovane, direttore. Insomma. Allora, volevo chiedere però, onorevole, ci sono questi due scenari, no, prevalenti adesso. Lei intanto è uno considerato il più papabile, diciamo, come candidato presidente della Lega. Si parla di una Lega che resterebbe in sella con un presidente però che sarebbe circondato da assessori di Fratelli d'Italia. Un altro scenario è quello del presidente Zaia che diventa ministro del turismo al posto della Santanchè e la Lega viene in qualche modo, e la regione del Veneto viene lasciata a Fratelli d'Italia e il presidente Zaia proprio qualche giorno fa ha detto non ci saranno scambi di prigionieri, no? Sì, allora sui giornali si legge di tutto, veramente di tutti i casi, di tutto e di più. Credo che poi le trattative si facciano su altre questioni, su altri tavoli, di sicuro non per scambi di carattere personale, anche perché il presidente Zaia stesso ha negato un'ipotesi di questo tipo e non ne avevamo alcun dubbio. Insomma, è un presidente che ha a cuore il futuro del Veneto e non butta via una storia di 15 anni che ha scritto lui in prima persona e questo è sicuramente così. Poi noi cercheremo di offrire le soluzioni migliori non solo per il presidente ma anche per la squadra, certo. Perché io sono consapevole che ci sia la necessità di una squadra di altissima qualità per le sfide che dovremo affrontare, per le capacità che devono essere messe in campo, ma perché soprattutto il Veneto lo richiede. Questa è una terra straordinaria che ha un grande futuro, che merita di avere le migliori qualità in campo. Io credo che quando si debba scendere in campo per una finale si deve scendere in campo con la squadra migliore, con i giocatori più talentuosi, con i giocatori più forti, ed è quello che noi dobbiamo fare anche in questo caso. Allora andiamo in pubblicità 2 minuti, state con noi, torniamo con l'onorevole Alberto Stefani, vice segretario della Lega, tra poco.
Di nuovo in diretta con l'onorevole Alberto Stefani e abbiamo parlato delle elezioni regionali, di quanto è accaduto ieri alla festa delle regioni qui a Venezia, e poi c'è il quadrante internazionale dove davvero c'è grande preoccupazione per quello che sta accadendo a Gaza, per una guerra tra Russia e Ucraina che per ora non vede la fine o non vede neanche una tregua, un negoziato. Però ieri c'è stata la telefonata tra Putin e Trump e entrambi hanno lasciato dichiarazioni di cauto ottimismo rispetto ad un miglioramento della situazione. E qualcuno dice anche questo nuovo Papa, che è molto più strategico, sembra molto più tecnico del precedente, che peraltro ha detto se ci sarà un confronto vorrei che potete venire in Vaticano. Trump ha detto fantastico che il Papa ci abbia offerto alla Santa Sede come luogo delle nostre trattative, potrebbe forse dare una svolta, no? Beh, direi di sì, anche perché è una svolta necessaria per il mondo e per gli interessi anche dei nostri paesi, perché questa guerra sta creando delle grandi difficoltà, ha creato delle grandi difficoltà dall'inizio, una guerra che nel 2025 sembra quasi antistorica, no? Cioè ormai è anni che andiamo avanti con questo conflitto che ha raggiunto ormai proporzioni di carattere internazionale, ma che deve trovare la fine nel più breve tempo possibile. Anche vedendo il numero di vittime che ormai sta raggiungendo proporzioni devastanti e una popolazione che è martoriata, quella ucraina. È importante porre fine, è importante che le diplomazie internazionali facciano il loro dovere, cercando però di spegnere questi venti di guerra, questi fuochi di guerra, non tramite un riarmo o parlando di armi e di un sostegno incondizionato. Piuttosto parliamo di diplomazia, parliamo di pace, cerchiamo di parlare anche a quella che è la situazione che in questo momento si è creata tramite appunto tutte quelle strutture diplomatiche che i governi possono mettere in campo. Trump ha sicuramente impresso una svolta rispetto al presidente precedente, che invece sembrava soffiare sul fuoco per quanto riguarda questo conflitto. Noi siamo ovviamente speranzosi del fatto che questo nuovo intervento del presidente Trump, che tra l'altro si è insediato non tantissimi mesi fa, possa porre fine a questo conflitto, anche con un Papa che insomma ha dato dei segnali molto chiari in materia di pace e sta dando dei segnali molto chiari anche ai leader internazionali. È una guerra che deve trovare la sua fine, così come il conflitto annoso tra Israele e Palestina, che esiste purtroppo ormai da sempre e che deve essere ovviamente chiuso nel più breve tempo possibile. Anche in questo caso è fondamentale che le diplomazie facciano il proprio dovere e possano mettere in campo tutto quello che è utile per garantire anche la sicurezza dei civili, perché poi dobbiamo ricordarci che quando c'è un conflitto, quando c'è una guerra, i primi a rimetterci sono i civili, che magari quella guerra neanche la volevano, perché purtroppo si gioca su dinamiche diverse e queste guerre hanno a che fare con interessi anche economici e finanziari completamente diverse dagli interessi dei cittadini stessi, perché questo dobbiamo dirlo. Ricordo che tra l'altro in Europa la Lega ha votato contro il riarmo, Fratelli d'Italia si è astenuta, Forza Italia ha votato sì, quindi posizioni ovviamente divergenti nel complesso all'interno del Parlamento europeo. Onorevole Stefani, grazie molte. Grazie a voi per essere e grazie stato a tutti i telespettatori. Grazie. Allora, chiudiamo questa edizione del Focus TG con le penne nere, no? La Rete Veneta e la televisione degli Alpini. Abbiamo registrato a Biella, nella Donata Nazionale dei record di ascolto storici e faremo lo stesso nella Triveneta di Conegliano. Città di Conegliano, che è città alpina, qui sono nato il sesto e il settimo, il gruppo Conegliano, e questo momento apre di fatto
i festeggiamenti dei 100 anni della sezione con raduno Triveneto. Prima Nicola ha detto l'emozione è tanta, l'ha detto lui, immaginate me. Cercate di... Non ha nascosto l'emozione il presidente degli Alpini di Conegliano per il taglio del nastro alla mostra fotografica di Palazzo Sarcinelli. Doppia emozione perché è la prima volta che oltre 400 fotografie raccontano un secolo di attività delle Penne Nere, ma anche perché è il primo evento ufficiale legato alla Dunata Triveneta programmata per metà giugno. Un raduno che si ripete dopo 10 anni da quello che ha iniziato a caratterizzare l'appuntamento con il terzo raggruppamento come una mini adunata nazionale. Fu infatti in quell'estate del 2014 che gli alpini invasero pacificamente la città del Cima in un grande evento per la massiccia presenza da Trentino e dal Friuli oltre che dal Veneto, che andò oltre tutte le aspettative. E fino al giorno dello sfilamento, che quest'anno coincide con i 110 anni dalla battaglia del Sostizio tra Piave, Grappa e gli Altopiani, la mostra sarà visitabile tutti i fine settimana per raccontare ciò che gli alpini, per umiltà, tacciono sempre. Mostra storica che ripete e ripercorre quelle che sono le tappe della storia dei nostri alpini, 100 anni di storia. Infatti il titolo, non a caso, è Sezione Alpini di Conegliano, un secolo di storia, 100 anni di opere. Tante le immagini da tutti e 30 i gruppi. Così ritornano alla memoria piccole e grandi attività in quella generosità tipica delle Penne Nere, come nel terremoto in Friuli del 76 o nell'alluvione di Asti del 94, fino alla memoria dell'asilo costruito a Roshos, dove si compì la tragedia dell'Armir sul Don, racchiusa tutta in questo sottopasso di Nikolaevka, dove gli alpini italiani sfuggirono alla morsa dell'esercito russo per poi iniziare l'odissea di una ritirata tra fame e gelo. E guardando questa cartina di ieri fa pensare che proprio in questi luoghi stanno accadendo oggi le stesse tragedie, dimostrando ancora una volta che senza memoria siamo costretti a ripetere la stessa storia. Servizio del grandissimo Lucio Zanato, vediamo gli ospiti di questa sera a Focus: Leopoldo Bottero, Sonia Brescacin, Filippo Lazzarini, Jonathan Montanariello, Giacomo Nilandi, Leonardo Padrin e Stefano Valdegamberi. È tutto per questa edizione, grazie ai registi Francesca Pezzo e Italo Morau, ci vediamo alle 21:15, buona giornata.